Ciao ragazzi, sto per farvi ammirare un gioiello di arte sacra che pochi conoscono. Mi trovo a Cerveno, nel cuore della Valle Camonica, provincia di Brescia, e questa è la navata del santuario della Via Crucis. Pensate, 198 figuranti scolpiti a grandezza naturale, collocati in ognuna delle 14 stazioni che ripercorrono la passione di Cristo. Un'opera bellissima, straordinaria, si rimane immediatamente catturati dall'intensità di queste forme, di queste figure e di questi volti, ognuno dei quali racconta una storia particolare, la storia di questo territorio. Beniamino Simoni ottenne l'appalto per la costruzione di quest'opera il 1 gennaio 1752. Ma non tutte le statue che qui vedete sono opera sua. Lui completò circa 8 o 9 cappelle, il resto fu opera della scuola del Fantoni di origine bergamasca. Fantoni che è stato uno dei più illustri intagliatori a partire dall'epoca rinascimentale, poi la sua famiglia ha continuato e i suoi discendenti hanno completato anche quest'opera. Per un cervenese, che cos'è la Via Crucis? Sicuramente è un luogo di preghiera e di culto. Anche se in questo tempo sicuramente è stata rivalutata anche il valore artistico, però per i cervenesi è il luogo dove, specialmente in Quaresima, si fa tutti i venerdì la Via Crucis e poi ogni 10 anni i cervenesi portano queste statue viventi, le impersonano e le portano per il paese. Quindi c'è dell'amore e dell'orgoglio? Certo, sicuramente ho avuto il sostegno dei cervenesi per avventurarmi in questo obiettivo del restauro. Un grazie particolare devo anche dirlo per la sindaca Marzia, che in tutti questi anni, anche per andare a cercare finanziamenti, mi ha sempre sostenuto ed è sempre venuta con me a fare le richieste. Una delle particolarità più importanti e più significative di questa Via Crucis è il buonissimo stato di conservazione di queste statue, che nel corso del tempo sono state restaurate più volte e attualmente sono in corso dei lavori di restauro per riportare i figuranti e le stazioni allo splendore originario. E il lavoro lì è veramente delicato ed è come ripercorrere la storia di 4 secoli fa. Il lavoro che sto facendo adesso innanzitutto arriva dopo una serie di operazioni di tipo conservativo, quindi abbiamo prima risolto i problemi strutturali del legno, del colore che si staccava, quindi vanno fatte prima le operazioni conservative. Adesso io sto rimuovendo praticamente le stratificazioni di colore che sono state applicate sulla scultura nel corso dei secoli. Sostanzialmente sto riportando alla luce il colore coevo all'intaglio, quindi il colore settecentesco, che è questa lacca nella fattispecie del Cristo. Ci si emoziona di fronte a opera così? Sì, tantissimo, perché poi per me nello specifico Cerveno era proprio il sogno nel cassetto della giovane studente della scuola di restauro, quindi per me Cerveno è proprio una grande emozione, però sono sicura che tutti i miei colleghi condividono e anche le ragazze che lavorano con noi, è sempre molto emozionante, sì. I volti di queste statue sono un po' una chiave di lettura, perché da lì si capisce la mano e la filosofia che c'era dietro. Sì, allora esatto, osservando i volti abbiamo visto che proprio alcuni sono particolarmente dettagliati, proprio sembrano davvero dei ritratti. Infatti già Testori nel suo volume degli anni 70 aveva proprio rilevato questo parallelismo, insomma, con dei tratti proprio fisionomici particolari della valle. Fanno eccezione i volti dei Cristi, della Madonna, della Veronica, della Maddalena, che invece sono molto più idealizzati, molto proprio una bellezza più idealizzata sicuramente. Quindi sono i residenti dell'epoca quelli che si vedono qua? Sembra di sì, a volte qualcuno che lo ricorda, si vedono proprio girare per il paese, sì. Il restauro sta continuando da ben alcuni anni
Io sono entrato a fare il parroco nel 2011 qua a Cerveno e in quegli anni c'era già la pratica per le prime 4 cappelle e siamo arrivati al 2021, ne abbiamo ultimate 6, altre 2 le stiamo completando, però per arrivare alla meta finale ce ne sono ancora altrettante, quindi chiediamo a tutti di sostenerci in questa opera di restauro e confidiamo nella vostra generosità. Di fronte a questi capolavori, conta solo la fede? No, conta anche l'aspetto artistico, il gusto artistico, il gusto del bello e sicuramente queste cappelle, anche con il restauro, in cui anche il colore è stato molto ravvivato, ci fa capire, almeno io penso così, che è la via dolorosa, però siccome al termine c'è la risurrezione, anche i colori delle cappelle sono vivaci perché non ci portano a spegnerci, a rasserenarsi, ma ci portano invece ad aprirci alla speranza della resurrezione. Questo è uno dei tanti gioielli dell'Italia nascosta che spesso magari anche gli stessi residenti non conoscono appieno e sono tesori da valorizzare secondo me perché sono lo specchio della vera cultura locale, di quella che è stata costruita nel tempo, secolo dopo secolo e che si perpetua attraverso opere straordinarie come queste. Quindi se passate da queste parti, fermatevi a Cerveno, credenti o non credenti, perché soltanto, anche solo la bellezza di quello che vedete qui vale la visita.